Sono giovani e agguerriti, ma spesso si trovano a fare i conti con la burocrazia e con le difficoltà peculiari di un lavoro impegnativo e poco riconosciuto. Fare l'agricoltore oggi è complicato. In provincia di Belluno sono attive 1600 aziende agricole, la maggior parte delle quali però in regime di part-time e fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di poter beneficiare dei fondi messi a disposizione dal piano di sviluppo rurale, pur rivestendo in maniera inequivocabile un'importanza strategica dell'economia legata alla terra. L'ultima programmazione abbiamo messo a disposizione dei giovani 150 milioni di euro, sarà altrettanto se non di più la nuova programmazione. Già entro luglio faremo un piccolo bando di 30 milioni di euro per i giovani che daranno piccole risposte alle esigenze che nel 2014 loro stessi solleveranno. La Regione quindi dichiara di voler sostenere ad ogni costo i giovani agricoltori con fondi e attenzione particolare ad un settore chiave per lo sviluppo del territorio. A Busche si sono dati appuntamento ai giovani di Confagricoltura aderenti all'Anga, l'associazione che li riunisce e che ha come scopo la promozione del ricambio generazionale delle aziende agricole. Molto spesso mancano gli strumenti da parte dello Stato, del governo per l'aiuto del ragazzo che ha intenzione di intraprendere l'attività, quindi c'è il problema dell'accesso al credito, dell'accesso alla terra, problemi che conosciamo purtroppo tutti e di cui tutti parlano senza risolverli effettivamente purtroppo. I dati sull'occupazione dei giovani sono impietosi e sono preoccupanti anche i numeri riferiti alla moria di aziende agricole nel Bellunese. Nel solo 2013 il calo è stato del 3,5%. È un segnale preoccupante che deve essere visto con attenzione al mondo politico. Ci avviciniamo alla programmazione del PSR, siamo già in uno stato avanzato. Abbiamo chiesto all'assessore Manzato, che si è dimostrato sensibile, di prestare attenzione per l'intera montagna veneta e ovviamente per la provincia di Belluno, che è interamente montana. L'auspicio è che davvero il prossimo piano di sviluppo rurale riservi la giusta attenzione alla montagna e ai giovani. L'agricoltura è un mondo non facile, ma può dare soddisfazioni morali e, perché no, anche economiche.